Un altro successo di pubblico per la notte bianca dei musei, 3.000 quelli aperti in ben 30 paesi. Sentiamo Loretta Cavaricci. Cronaca di una notte in fila per amor dell'arte, biglietto al prezzo simbolico di €1 e a piccoli passi si conquista l'ingresso. Ecco come è andata l'apertura straordinaria in 30 paesi per 3.000 siti, la notte europea dei musei, patrocinata dal Consiglio d'Europa e dall'International Council of Museum. Godere della cultura in tutte le sue declinazioni, dal canto lirico nelle sale del classicismo alla musica popolare sotto gli occhi del Marco Aurelio, al jazz tra le mele di Magritte. Fra le bellezze esposte, le antichità e le installazioni tecno che guardano al futuro, mostre fotografiche che in una sola immagine fermano l'attimo e lo consegnano alla memoria. Alle visite museali propriamente dette si alternano spettacoli teatrali a orari ripetuti che accolgono il pubblico lentamente in arrivo. Cronaca di una lunga notte, e sarebbe l'ideale se accadesse più spesso, chiedono alcuni visitatori. C'è chi racconta di vivere fuori Italia e di essere venuto appositamente per questa occasione, proprio qui nel paese d'origine. Concordi in tanti a volere l'arte più vicina possibile alla fruizione serale e praticamente gratuita. E si continua anche oggi, ma con orari e prezzi consueti di apertura domenicale e con hashtag istituzionali sulla rete per partecipare anche virtualmente a questa cronaca internazionale di una festa del buon gusto.